Costituzione di associazione paramilitare è l'accusa contro 13 appartenenti di una costola autonoma dell'autogoverno del popolo veneto, gruppo indipendentista radicale, e alla sua polizia veneta guidata da Paolo Gallina, comandante dei vigili urbani di Cornuda. A casa sua sono state sequestrate 9 pistole, 2 fucili, 727 proiettili. L'associazione paramilitare aveva come obiettivo la ricostruzione della Serenissima Repubblica di Venezia. Ci troviamo di fronte a dei reati veri e propri. Il reato è quello di partecipazione e costituzione di un'associazione paramilitare e questo è vietato dalla legge. Sono contento però perché la Digos di Treviso è riuscita a cogliere con molta tempestività questo segnale di allarme e di pericolosità delle persone che si erano associati per costituire una polizia veneta della quale per la verità io da quest'ora ritengo che nessun bravo cittadino ne sente la mancanza. È un duro colpo per l'area dell'indipendentismo veneto. Le indagini sono partite poco prima dell'estate, quando era stato impedito ai finanzieri di effettuare un pignoramento nella sede della LAIF. Nel mirino sono immediatamente finiti alcuni appartenenti ad una costola dell'autogoverno del popolo veneto, Daniele Quaglia, Sergio Bortotto e Paolo Gallina. Questi però non hanno nulla a che vedere con gli 8 serenissimi che il 9 maggio 1997 assaltarono il campanile San Marco, una cellula staccata che si preparava anche all'addestramento militare. L'organizzazione rivestiva già un aspetto di pericolosità, forse anche abbastanza allarmante, in quanto si stavano preparando ad addestrarsi con le armi sul Cansiglio, a darsi un'organizzazione stabile, con una struttura stabile, e penso che siamo intervenuti per tempo anche per bloccare sulla nascita questo fenomeno. L'inchiesta comunque non è ancora conclusa. Gli uomini della Digos stanno passando al setaccio i file dei computer sequestrati per capire se il gruppo avesse già individuato obiettivi sensibili da colpire.